Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Quest'oggi staremo insieme fino alle 13:30, come sempre con tutte le notizie di cronaca della giornata, gli aggiornamenti, gli approfondimenti sulle principali tematiche di attualità in queste giornate, ma avremo anche un appuntamento speciale quest'oggi con gli alpini in vista della dunata del prossimo fine settimana a Udine. Parleremo anche dei campionati di atletica leggera per disabili che sono appunto in programma a Montebelluna. Ma cominciamo come sempre subito con la cronaca, con gli aggiornamenti sull'omicidio di Fener nel Bellunese. La svolta alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del locale della stazione ferroviaria. Al momento è massimo il riserbo degli inquirenti, anche se secondo indiscrezioni per la morte di Antonio Costa, 53 anni, residente ad Alano di Piave, originario di Treviso, i carabinieri sarebbero già sulle tracce dell'omicida. Sentiamo il servizio di Tiziana Bolognani. Potrebbero giungere presto una svolta alle indagini dei carabinieri che da ieri notte stanno cercando la persona che fra sabato e domenica, mentre all'interno del bar Cangur risuonavano le note frenetiche di musiche latinoamericane, ha accoltellato a morte Antonio Costa, 53 anni, residente dell'Alano di Piave. Le telecamere che sorvegliano l'area della stazione ferroviaria di Alano Fener e l'area esterna al bar potrebbero avere ripreso l'aggressione e la fuga dell'omicida. I carabinieri sarebbero sulle tracce di un cittadino di nazionalità sudamericana, uno fra i tanti stranieri che vivono ad Alano di Piave, al confine fra le province di Belluno e Treviso. Nessuno merita di finire la sua vita così. La stessa comunità di Alano è molto scossa per quanto avvenuto. Episodi lontanissimi da una realtà piccola come quella di Alano, che ieri mattina ha preso la notizia del terribile fatto di cronaca. Spero che paghino, ma che paghino tanto, guarda, che tanto. A parlare il più caro amico della vittima, che ad Alano risiedeva da quasi 7 anni nell'abitazione della famiglia, che oggi vive a Spresiano. Molto conosciuto e amato da tutti, Antonio Costa si muoveva con un monopattino da quando un tremendo incidente stradale lo aveva reso inabile alla guida, e purtroppo anche le sue condizioni di salute precarie erano state un ostacolo per la ricerca di un lavoro stabile, così Antonio si prodigava ad aiutare i conoscenti in piccoli lavoretti di casa. L'amico aveva tentato ripetutamente di tenerlo lontano dal locale della stazione, in passato teatro di episodi spiacevoli. Ci sono stati altri episodi, qualcuno più grave, qualcuno meno grave. È una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine. Io ho sempre detto non sta andare là, perché lui veniva spesso qua. Anche quando fanno le feste brasiliane, fanno il churrasco, le cose, lui veniva spesso qua. Dopo Tony era anche un che appena comincia a bere qualche bicchiere in più, magari sì, come tutti, uno si scalda e non so cosa sia successo. Quella di sabato al Cangur Bar era una festa ampiamente pubblicizzata. All'interno del locale c'erano molte persone, solo un paio di queste, notato il corpo del 53enne riverso a terra e oramai agonizzante, hanno chiamato i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati vani. Almeno 6 persone, oltre al titolare del bar, sono state sentite lungamente dai carabinieri. Dalle loro testimonianze e dai nastri della videosorveglianza, la soluzione del giallo potrebbe essere prossima. Ed ora un'altra tragedia, quella che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'autostrada A27 all'altezza dei caselli tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, causata da un'improvvisa inversione di marcia. È stato questo ad originare la corsa contromano e il terribile schianto che ha provocato una vittima, diversi feriti e la chiusura dell'autostrada. Sentiamo. Le immagini delle telecamere di accesso all'autostrada, ma rispetto al tragico incidente in A27 tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud emerge una dinamica che ha dell'inspiegabile.
La Kia Sportage, condotta dal 67enne di Treviso, Bruno Sabadin, avrebbe imboccato correttamente l'autostrada, procedendo nella direzione giusta. A un certo punto però avrebbe compiuto un'improvvisa inversione a U, percorrendo per un paio di chilometri la corsia di sorpasso senza trovare nessuno di fronte a sé, fino al tragico schianto in cui il 67enne ha perso la vita e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'auto ha prima sfiorato la Toyota con a bordo 5 persone, schiantandosi frontalmente con una Volkswagen Passat condotta da un altro trevigiano, un 54enne, al cui fianco viaggiava una donna di 52 anni. E proprio quest'ultima è rimasta ferita, anche se in maniera non preoccupante, insieme al 41enne veneziano che guidava la prima vettura. I soccorritori hanno dovuto constatare la morte di Sabadin, da tempo residente a Vittorio Veneto, trasportando i feriti in ospedale. Dopo i rilievi, i mezzi sono stati rimossi, consentendo alla circolazione di riprendere normalmente. Ed ancora cronaca, tragedia nel fine settimana a Padova, un uomo di 37 anni è morto dopo essere finito con l'auto nel fiume. Voleva tornare a casa per prendere un caricatore per il cellulare scarico, ma la serata per la festa del suo compleanno con la famiglia e gli amici si è trasformata in tragedia. Nicolai Botnari, 37enne romeno, ha perso la vita sabato sera finendo con la sua auto nel fiume Piovego mentre percorreva Lungargine Donati. L'uomo, papà di 2 bambini di 8 e 6 anni, aveva deciso di festeggiare con qualche giorno in anticipo il compleanno con un picnic in un parco di via Sant'Orso, la Vecchia, a Padova. La giornata era trascorsa felice, in serata la decisione di passare a casa per recuperare il caricatore dello smartphone. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'area verde dove si stava svolgendo la festa. Un malore o forse una distrazione saranno i rilievi a stabilirlo e l'auto di Nicolai finisce nel canale. La moglie alla sera, vedendo che il marito non era rientrato a casa, ha dato l'allarme, ma solo a domenica mattina insieme agli amici hanno notato gli alberi abbattuti lungo l'argine percorrendo il tragitto fatto in auto dal 37enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero drago che ha trasportato i sommozzatori. In poche ore il corpo è stato recuperato, il dolore della famiglia di Nicolai che lascia moglie e 2 figli piccoli. E ha rischiato di morire il 16enne colpito alla testa durante una notte trascorsa in un locale a Santa Giustina in Colle. Tornato a casa e soccorso dal padre, il 16enne è stato operato d'urgenza in ospedale a Padova. È finita nel peggiore dei modi la festa studentesca organizzata all'interno della discoteca Storia di Santa Giustina in Colle nella serata di sabato, con un 16enne che ha rischiato la vita ed è stato operato d'urgenza dai medici del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Sulla ricostruzione di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cittadella. Di sicuro il 16enne, che vive in provincia di Padova, è rientrato a casa verso le 4 di domenica mattina per essere soccorso pochi istanti dopo dal padre che lo aveva sentito lamentarsi. Il volto tumefatto, viso e labbra gonfie, così è apparso il figlio al genitore che ha immediatamente chiamato il 118. Portato in ospedale a Padova, l'attacco ha riscontrato un ematoma nella parte destra della testa che doveva essere subito rimosso, altrimenti l'adolescente avrebbe rischiato la vita. Il 16enne, operato, è ricoverato in attesa che l'ematoma si riassorba. Secondo i chirurghi, a causare una simile lesione sarebbe stato un colpo più violento di quello sferrato da un pugno. Nel frattempo è iniziata la ricostruzione di quanto accaduto. Secondo i primi riscontri nel locale, non si sa se all'interno o nel parcheggio all'esterno, potrebbe essersi verificata una rissa provocata da un gruppo di giovanissimi entrati nella discoteca con oggetti contundenti. Anche altri 2 ragazzi sarebbero stati feriti, ma in modo non grave. Adesso la famiglia chiede che sulla vicenda sia fatta piena luce e che siano accertate tutte le responsabilità. Ed ora torniamo a Belluno, ci colleghiamo al telefono con la collega Tiziana Bolognani perché ci sono degli aggiornamenti importanti sull'omicidio di sabato notte a Fener. Tiziana, buongiorno. Tiziana, mi senti? No, evidentemente c'è qualche problema nel collegamento con la collega da Belluno. Allora, in attesa di collegarci con Belluno, proseguiamo con la cronaca e andiamo nel Trevigiano, a Villorba, dove c'è stato un furto di biciclette da corsa ed elettriche la scorsa notte. Preso di mira il negozio Bike Me, migliaia di euro il bottino, si parla di 90.000 euro.
il titolare ci racconta, sono ladri attrezzati ed esperti. Sentiamo. Era gente che era sicuramente preparata, perché hanno lavorato all'interno del negozio anche con il fumogeno acceso, e quindi da quello che ci hanno raccontato i carabinieri probabilmente avevano delle mascherine per non inalare il fumogeno. Il sistema d'allarme che libera nebbiogeni rendendo satura l'area nella zona che viene violata lo hanno eluso con mascherine ed occhialini. La porta d'ingresso l'hanno scardinata con un piede di porco, forzandola ed alzandola, e poi con un flessibile a molla hanno tranciato le viti che tenevano ancorate le bici e i sostegni a terra. Risultato: un bottino da 90.000 euro, 12 biciclette tra elettriche, corsa e gravel portate via in pochi minuti. È accaduto nella notte al negozio di vendita e noleggio Bike Me di via Pacinotti nel complesso Kennedy di Villorba. Assicuro che in 30 secondi qui dentro non si respirava più, quindi più di così a un certo punto sì. Aumenteremo il sistema di vigilanza, le cose basilari, ma il resto non si può fare altro. Il titolare, Matteo Drusian, ex meccanico presso Pinarello, ricorda il furto subito dal marchio trevigiano ed ora da 1 anno e mezzo qui parla di ladri esperti, persone che sapevano che cosa avrebbero trovato. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Villorba, che hanno trovato e sequestrato arnesi usati per lo scasso. A disposizione ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono già passati da un amico che abbiamo a Resana, poi sono passati a un altro negozio a Cimadolmo. Diciamo che si erano un po' calmati, se possiamo dire così, adesso stanno riprendendo veramente molto i furti. L'obiettivo è l'estero? Da quello che posso immaginare io sicuramente sì, anche perché hanno selezionato le bici che volevano, perché quelle più economiche le hanno lasciate a terra, quelle più belle le hanno portate via. E ladri in azione nella notte anche a Conegliano, dove 2 farmacie sono state razziate del fondo cassa una dopo l'altra. Ignoti sono riusciti ad entrare nella prima in Viale Veneto e poi in una seconda in Viale Venezia dopo aver forzato gli infissi. Una volta dentro hanno portato via i soldi rimasti in cassa per poi darsi alla fuga. I danni sono in corso di quantificazione su entrambi i colpi. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Conegliano. Ed ora andiamo a Vicenza, dove il comitato dei cittadini interessati ai lavori della bretella dell'Albera ha scritto una lettera a tutti i candidati sindaco per incitare a finire l'opera viabilistica in tempi brevi, un'opera infrastrutturale molto attesa in questo quartiere. Allora ci colleghiamo subito con la collega Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. No, non c'è. Allora restiamo a Vicenza, vediamo in attesa di collegarci con Luisa, restiamo a Vicenza con i controlli interforze, giro di vite sui bivacchi sotto i portici, i fogli di via. Vediamo. Giro di vite per quanto riguarda i bivacchi sotto ai portici, controlli mirati interforze per individuare i senza fissa dimora più volte segnalati dai cittadini. Dal monitoraggio dei portici della Basilica Palladiana e quelli di Palazzo Chiericati sono stati identificati 3 soggetti nei confronti dei quali il questore Paolo Sartori ha emesso altrettanti fogli di via obbligatori con divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni. Sono state rilevate tracce evidenti dell'utilizzo di questi luoghi come bivacchi con giacigli di fortuna. È stato fatto intervenire il servizio di nettezza urbana per ripulirli e renderli nuovamente fruibili. Monitoraggio effettuato per evitare che si consolidino situazioni di criticità per l'ordine pubblico e che si è concentrato anche in alcuni edifici abbandonati nei pressi del Parc Cattaneo, segnalati dai cittadini come luoghi di ritrovo di soggetti talvolta presenti illegalmente nel nostro territorio e utilizzati come punto di riferimento per compiere attività illecite. Bilancio che, unito ai controlli sulle principali direttrici stradali e sulle aree critiche della città, ha portato nel fine settimana all'emissione di 5 fogli di via, 4 avvisi orali e 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale.
Restiamo con la cronaca in provincia di Vicenza, andiamo a Val Brenta per tornare a parlare dell'accoltellamento che si è verificato sabato sera in seguito ad una lite tra vicini di casa. Abbiamo in collegamento la collega Sharon De Carlo. Buongiorno Sharon. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto tu, sabato pomeriggio un accoltellamento qui a Val Brenta, arrivato dopo una furiosa lite tra vicini. L'aggressore Carlo Bianchini, 69 anni, ora in carcere al San Pio X di Vicenza, accusato di tentato omicidio. La vittima invece dell'aggressione, Maurizio Primon, 64 anni, ora ricoverato all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Non è in pericolo di vita ma è vivo per miracolo. Noi siamo qui con il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Ci racconti la dinamica, che cosa è successo? Beh, nella giornata di sabato pomeriggio appunto c'è stato questo accoltellamento che parte da una discussione probabilmente per un parcheggio in una corte in cui vi erano delle difficoltà di parcheggio e la collocazione dell'auto era stata già motivo di screzio da quello che si è potuto capire. L'aggressore si è recato a casa, ha trovato una macchina che occupava un posto o comunque all'interno della corte non era gradita e quindi poi ha fatto quello che lei ha ben descritto con sorpresa di tutti. Si pensa che Bianchini sia entrato in casa, ha preso un coltello da cucina e si è scaraventato contro il vicino? Sì, si è scaraventato contro il vicino, anche una persona insomma che aveva qualche difficoltà e che si è trovata appunto in estrema difficoltà nella difesa e che è stata colta di sorpresa e quindi questo ha destato diciamo, delle conseguenze anche a livello di comunità, perché molte persone insomma, soprattutto le presenti nella corte e nella frazione, mai avrebbero pensato che potesse accadere quello che è successo. Primone è ricoverato all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, non è in pericolo di vita ma è vivo per miracolo, ha una ferita al braccio, al collo, all'orecchio, sferrata la carotide. Sì, io l'ho sentito ieri e ha potuto insomma confermare quello che lei ha descritto, nel senso che c'è stato un intervento all'orecchio, però la carotide è stata sfiorata e quindi anche dalle modalità di aggressione e da quello che poteva capitare, da qui insomma si desume anche diciamo, l'imputazione per tentato omicidio. Non siamo andati distante da una situazione come questa, da quanto descritto appunto dal Primon, e questo un po' significa che l'episodio è stato particolarmente grave e ha scosso, come si diceva, la comunità. Sì, anche perché alcuni dei vicini di casa hanno proprio assistito all'aggressione, la comunità è sotto shock, ci raccontavano. Sì, assistito, da quello che si capisce anche in altre occasioni c'erano state delle discussioni, però non ci si aspetta mai che si arrivi a questo, quindi quell'epilogo è stato del tutto imprevisto e ha colto tutti di sorpresa, ha spaventato, insomma, come è facilmente comprensibile. L'ha detto lei, ci sono già state altre occasioni, ma al comune avete mai ricevuto delle segnalazioni precise di questi litigi tra vicini, tra loro due in particolare? No, litigi no, è giunta qualche segnalazione diciamo sull'aggressività della persona, ma come spesso accade nella vita, nella gestione della cosa pubblica, insomma capita ripetutamente che si hanno segnalazioni di questo tipo, che noi ovviamente prontamente giriamo alle forze dell'ordine che svolgono tutta un'attività di monitoraggio e di controllo. Ovviamente poi tra gli atteggiamenti aggressivi e il fatto che si arrivi ad usare la violenza o la forza come in questo caso ce ne passa, quindi non avevamo avvisaglie che potesse diciamo, accadere quanto è accaduto, però dei segnali di una certa aggressività quello sì. Prima parlava del Covid, può avere un ruolo importante in queste nuove dinamiche? No, noi riteniamo che ce l'abbia, nel senso che ho avuto modo di dire insomma, che l'emergenza Covid è stata affrontata tenendo conto di due aspetti fondamentali, che è la salute pubblica, ed era la più importante, e poi il fattore economico in un gioco di equilibri che noi tutti conosciamo. Poco si è detto e poco si sa su quelle che sono le conseguenze psicologiche e sociali di anni che sono stati devastanti per le nostre comunità. Quello che noi possiamo segnalare è che ovviamente c'è stata una sorta di progressione, quindi chi è in difficoltà lo è di più, chi era borderline è andato probabilmente oltre, e noi abbiamo una serie di atteggiamenti, di sintomi che dimostrano insomma, che la società è in difficoltà, quindi siamo sicuramente delle sentinelle dei presidi. Quello che noi verifichiamo, ma è una difficoltà che è oggettiva, è anche l'assenza a volte di misure che ci consentano di agire in quelle zone che non sono ancora da codice penale ma non sono neanche di
diciamo da intervento sanitario, quindi c'è spesso una zona grigia in cui per le forze dell'ordine, per le pubbliche amministrazioni e anche per il settore sanitario non è sempre facile intervenire. Grazie al sindaco Luca Ferrazzoli. Marta, da Valbrenta è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e al suo ospite. Noi ora torniamo a Belluno, ci colleghiamo con Tiziana Bolognani perché ci sono degli aggiornamenti sul delitto di Fener. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, dici correttamente, da questa mattina la notizia è davvero di poco fa, una persona è stata posta in stato di fermo e si trova nella casa circondariale di Belluno, sarebbe stata prelevata nella sua abitazione in un paese del Feltrino ed è già stata sentita dal pubblico ministero Alberto Primavera, ma c'è un altro sospettato, una seconda persona che avrebbe probabilmente partecipato alla rissa che è sfociata all'interno del locale e poi è proseguita all'esterno del Kangur Bar dove poi c'è stato l'epilogo drammatico della vicenda con l'accoltellamento di Antonio Costa. Una raffica di interrogatori anche questa mattina nella caserma dei carabinieri sia di Feltre che del comando provinciale. L'evoluzione della vicenda, quindi con la notizia di una persona in stato di fermo e già portata al carcere di Belluno, è diciamo la notizia di poco fa, che tutti aspettavamo perché già era, come dire, quasi scontato che le immagini della videosorveglianza sia dell'area della stazione che poi della telecamera che è stata installata all'esterno del locale potessero, sia una che l'altra, potessero avere ripreso i momenti cruciali di questa aggressione finita nel sangue. Marta. Naturalmente se ci saranno ulteriori aggiornamenti chiedici la linea che verremo da te per continuare appunto ad aggiornare i nostri telespettatori. Marta, chiedo scusa, alle 13 c'è un incontro in procura e io sto andando alla Procura della Repubblica per parlare con il procuratore capo Luca. Benissimo, grazie mille e buon lavoro naturalmente a te e al collega Stefano Bozzi, grazie. Allora noi ora andiamo a Padova per parlare di asili nido, Padova dove si sta verificando una situazione possiamo dire davvero in controtendenza perché sono oltre 200 i bambini rimasti esclusi dalle graduatorie. I comitati chiedono l'intervento del Comune. Vedo che abbiamo in collegamento Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, ci troviamo all'esterno di uno degli asili nidi comunali della città per parlare di un problema, quello della mancanza di posti per i bambini all'interno dei nidi comunali, perché quest'anno oltre 200 bambini, per la precisione 237 bambini padovani, sono rimasti esclusi dalla graduatoria e quindi per molti genitori c'è questa incognita. Qui con me c'è Davide Guerini, papà ma anche referente del Comitato Priorità alla Scuola, che questo comitato chiede misure ed interventi alla Regione e in primis anche al Comune di Padova perché mancano, come dicevamo, oltre 200 posti. Che misure chiedete e qual è la situazione reale? Sì, innanzitutto questo è un dato assolutamente drammatico perché parliamo di circa il 40% e oltre di bambini e bambine escluse rispetto a chi ha fatto domanda, tenendo in considerazione che molti si rivolgono proprio per comodità di territorialità, di logistica, direttamente alle strutture private, quindi gli esclusi dal servizio comunale sono molti di più. Noi chiediamo che si inverta finalmente questa tendenza e si ampi la possibilità dei posti negli asili
nidi comunali, in linea con quelli che dovrebbero essere gli obiettivi europei che prevedono entro il 2030 di arrivare ad un'offerta pari al 45% dei bambini sotto i 0-3 anni, bambini nati non che fanno domanda. Siamo attualmente molto indietro da questo punto di vista, perché noi abbiamo fatto dei calcoli e si stima che il comune di Padova debba entro il 2030 raddoppiare gli 850 posti disponibili attualmente per poter raggiungere questo obiettivo, che sarebbe solo un 45%. Si parla però di denatalità, perché lo sentiamo tutti i giorni con la cronaca, e nel specifico a Padova per esempio rischia di saltare anche una classe prima di una scuola di quartiere, però mancano posti lo stesso. Mancano posti e continuano a mancare. Quello del calo demografico viene da dire che sia quasi una scusa che negli anni si porta per non potenziare i servizi, prevedendo che fra 10 anni non serviranno più. Però se bisogna invertire il calo demografico, l'unico modo reale per farlo è stanziare risorse per potenziare il welfare e i servizi pubblici alle famiglie e ai bambini e alle bambine. Questa è l'unica via. Ci sono risorse che vengono spese nelle convenzioni per sostenere le scuole paritarie, sia nidi che infanzia. Il Comune di Padova spende circa 1 milione di euro all'anno per questo, diversi anni che lo fa. Con queste cifre si potrebbero costruire nuovi posti. La Regione Veneto addirittura spende milioni e milioni di euro ogni anno proprio per supportare le scuole paritarie, quando questi fondi potrebbero servire invece a creare posti pubblici. Allora ringraziamo Davide Guerini di Priorità alla Scuola, e da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Ritorniamo nel veneziano, a Eraclea in particolare. Mafia ad Eraclea, è in carcere l'ex sindaco Graziano Teso. Lo ricordiamo, è stato il primo sindaco del Veneto ad essere condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora è il primo a finire in carcere. Ma in riferimento all'indagine io ho un avviso di garanzia che risale a fatti del 2006-2007 che posso tranquillamente smentire e rispondere all'autorità inquirente. In questa intervista realizzata nel 2019, Graziano Teso era stato indagato a piede libero. Dopo 4 anni l'ex sindaco di Eraclea certo non si aspettava di essere arrestato. Teso, che ora si trova in carcere a Venezia, detiene 2 primati, è il primo sindaco del Veneto condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, ed è anche il primo sindaco veneto in carcere per la pena che la Cassazione ha confermato, 2 anni e 2 mesi, nonostante la scelta del rito abbreviato per usufruire degli sconti di pena. È prevedibile però che la detenzione per Teso non si prolunghi a lungo. I difensori del 74enne potrebbero richiedere la scarcerazione per i problemi di salute legati alla sua età. La sentenza della Cassazione ha messo fine per lui a una vicenda giudiziaria iniziata 4 anni fa con la retata contro i presunti esponenti del clan dei Casalesi che avevano imperversato nel Veneto orientale, clan con a capo Luciano Donadio, che era riuscito negli anni a tenere sotto controllo, secondo le indagini, l'amministrazione comunale. Per l'accusa Donadio aveva dato appoggio elettorale in cambio di favori. I PM della Procura Antimafia nel frattempo hanno chiesto una condanna a 30 anni di reclusione a carico di Donadio e per il boss Raffaele Buonanno, per i quali in aula bunker a Mestre si sta ancora svolgendo il processo. Per la sentenza bisognerà attendere ancora qualche mese. Iscritto dal 1968 alla Democrazia Cristiana, Graziano Teso è stato eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1985. È stato vice sindaco dal 93 al 95. Nel 2000 passò a Forza Italia, diventando responsabile provinciale per gli enti locali del Partito della Libertà. Nel 2004 è stato eletto sindaco per la prima volta, rimanendo in carica per meno di 2 anni. Il secondo mandato lo ha svolto dal 2006 al 2011. Nel 2016 era stato eletto vice sindaco per la seconda volta.
A Venezia, ora in regione, vedo che abbiamo collegato Filippo Fois con l'assessore Giampaolo Bottacin, perché c'è stata questa mattina una conferenza stampa per parlare degli interventi da effettuare per bonificare le zone inquinate del Veneto. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia, accanto a me l'assessore Giampaolo Bottacin, che ringraziamo per la sua disponibilità, perché tra poco deve presenziare un incontro molto importante della protezione civile. Che cosa cambia da oggi Bottacin nella valutazione delle aree inquinate del Veneto? Cambia che utilizziamo un modello scientifico definito con l'Università di Padova e quindi molto ridotto il margine di discrezionalità politica da parte della politica. Invece quando si interverrà in una zona per bonificarla, diciamo si seguiranno dei criteri oggettivi, scientifici, di modo che si intervenga dove se n'è più bisogno prima. Quando tu devi intervenire su 100 siti e hai la disponibilità economica per intervenire su 30, devi partire da qualche parte. E quindi con questo modello in maniera scientifica viene individuata la priorità, cioè si interviene prima dove il rischio è maggiore. E mi rendo conto che ognuno vorrebbe l'intervento nel sito vicino a casa sua, però oggettivamente va definita la priorità in maniera scientifica. Si interviene prima dove il rischio è maggiore, e che non vuol dire che non si interviene mai dove il rischio è minore. Anzi, devo dire che questo elenco di siti si è ridotto parecchio negli ultimi anni, grazie al fatto che ultimamente sono stati investiti parecchie decine di milioni di euro su questi interventi, quindi se il trend continua questo elenco nel giro di 3-4 anni sarà molto molto ridotto, anche se ovviamente è un elenco dinamico, perché mano a mano che si eliminano i vari siti qualche nuovo sito purtroppo si aggiunge. Com'è la geografia di questi siti inquinati in regione, in Veneto? Ma diciamo che sostanzialmente sono abbastanza distribuiti. È chiaro che l'inquinamento è più legato a dove c'è maggiore antropizzazione, dove c'è maggiore attività industriale, e quindi le province industrialmente evolute è chiaro che sono più soggette a questo tipo di rischio, però sono presenti anche in province come per esempio la provincia di Belluno, poco antropizzata, molto vasta, di montagna, ci sono dei siti anche lì. Sono circa 130 siti al momento. Come la copertura finanziaria? Diciamo che la copertura finanziaria, circa 50-60 milioni che sono a disposizione, consentono di intervenire su circa un terzo di questi siti. Ma ripeto, se anche nei prossimi 3-4 anni il trend di finanziamenti continuerà a essere questo, è evidente che questo elenco sarà quasi azzerato, al netto di eventuali situazioni nuove che dovessero presentarsi. Adesso deve scappare, si è detto, a un incontro con la protezione civile, si parla di Emilia Romagna. In corso c'è la Commissione di protezione civile di tutte le regioni, in modo particolare noi e la Toscana siamo intervenuti a supporto dell'Emilia Romagna, quindi è il momento anche di fare il punto. Oggi ci sarà il cambio di turno dei nostri volontari che sono lì da qualche giorno, quindi ci sarà un avvicendamento con altri volontari del Veneto. Andremo a capire se verranno mantenuti nella stessa zona, hanno operato a Imola, ma le voci dicevano che ci sarà uno spostamento verso Faenza, e poi cosa succederà nei prossimi giorni. Qual è l'impegno del Veneto numericamente? Quanti sono presenti in questo momento? In questo momento sono 61 volontari più 4-5 dipendenti della regione che sono operativi lì da alcuni giorni. Grazie all'assessore Giampaolo Bottacin, naturalmente buon lavoro, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie allora Filippo Fois e all'assessore alla protezione civile della regione del Veneto Giampaolo Bottacin. Noi ora ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, subito dopo ritorniamo in studio per parlare di alpini. State già vedendo eccolo qua, la penna del cappello, perché abbiamo in studio Francesco Introvigna, presidente dell'associazione della sezione ANA di Vittorio Veneto, e Maurizio Casetta, vicepresidente. Restate con noi perché tra pochissimo parleremo della 94esima, chiedo scusa, adunata degli alpini in programma il prossimo fine settimana a Udine. A tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, uno spazio dunque dedicato agli alpini, aspettando la 94esima adunata in programma il prossimo fine settimana a Udine. Qui con me in studio Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, e Maurizio Casetta, vicepresidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora, insomma, ormai siamo, Presidente, sulla rampa di lancio, no? per questo appuntamento, tra l'altro insomma a Udine, che è una località diciamo particolarmente storica e cara agli alpini. Come vi state preparando? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, a lei e ai telespettatori. Siamo sostanzialmente pronti perché è un evento che noi programmiamo dall'anno all'altro, nonostante quel che è successo a tutti in passato, la pandemia, da cui per fortuna ne siamo usciti non certo indenni, perché abbiamo patito di tutto e di più, compresi anche tanti alpini andati avanti, come ben sappiamo, ma insomma noi adesso siamo pronti per questa 94esima adunata, programmata in tutti i suoi dettagli, nei minimi particolari, e ci mettiamo in viaggio, anzi qualcuno è già in viaggio, io lo sarò giovedì prossimo mattina, e partiranno anche insieme le reparto Salmerie, una delle componenti nostre, ecco, di cui ci pregiamo, essere una delle componenti fondamentali, se non altro per la storia che ci appartiene. Ecco, appunto parliamo delle salmerie, no? Maurizio Casetta, gli alpini di Vittorio Veneto sono ormai diventati un po' il simbolo, no? delle salmerie, di questi muli. Pensiamo, no, a tutta la vicenda del mulo Iroso, l'ultimo rimasto, ed è un po' come dire quasi un museo vivente, possiamo dire, di quello che è il significato anche che le salmerie e gli animali, i muli, hanno avuto per gli alpini. Certo, assolutamente le salmerie, le nostre salmerie, tra le altre cose da ricordare che è l'unico reparto, diciamo, ufficiale dell'ANA di salmerie. Dopo la scomparsa di Iroso si sono riformate, sulle ceneri di Iroso proprio si sono riformate, e continuano la loro marcia nel ricordare i muli gloriosi che hanno fatto grande anche loro il reparto degli alpini, quindi il corpo degli alpini. Per cui anche quest'anno saranno a Udine, sfileranno sempre in fondo alla nostra sezione, facendo bella figura e dando soddisfazione sia alla sezione. Ecco, li stiamo vedendo anche nelle immagini, qui, in una sfilata di repertorio. Esatto, sono tutti e quattro, sono tre femmine e un maschio, e loro, appunto, ripeto, fanno bella mostra di se stessi e fanno fare grande bella figura a tutti gli alpini. Ecco, Presidente, ormai insomma l'esercito ha deciso di abbandonare, no, già da parecchi anni l'utilizzo dei muli, ma è rimasto questo rapporto speciale, no, per gli alpini, soprattutto per voi di Vittorio Veneto. Assolutamente sì, è parte della nostra storia. Il reparto delle salmerie sono state fondamentali per la sopravvivenza, ecco, delle attività in montagna, anche perché vanno dove e portano carichi, ecco, dove nessuno altro arriva. Hanno tentato anche, per la verità, di introdurre degli automezzi, ma come ben sappiamo, insomma, automezzi trainati a motore con ruote, ecco, sulle rocce, sulle montagne, sulle creste vertiginose, come recita la nostra preghiera, è un po' difficile andarci. Per cui, ecco, oltre a
quello, oltre a dove arrivano i motori, arrivano appunto le salmerie e gli alpini a piedi. Noi siamo orgogliosi di questo nostro reparto, che tra l'altro, ecco, sia nei finimenti che nell'abbigliamento eccetera è storico, perché porta proprio il materiale originario, e ci proponiamo anche, per tramandare questa tradizione, le gesta eroiche di quello che è stato appunto una componente, e ci proponiamo, ecco, proprio anche come forma di educazione, forma anche di cultura presso anche le scolaresche, quando siamo ben accetti e invitati, tanto è vero che il nostro percorso durerà 4 giorni di avvicinamento, fermandoci nei paesi che precedono Udine, accolti dai gruppi locali, alla presenza delle scolaresche, a cui vengono appunto anche date le indicazioni, fatta della informazione su ciò che è tutto la vita, perché la vita ovviamente dell'animale, come la vita dell'uomo, richiede la presenza costante H24, 365 giorni all'anno. Ecco, c'è questo aspetto, no, che sicuramente è molto importante, che accennava il Presidente Introvigne, e che credo sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le generazioni future. No? Maurizio Casetta, si accennava al rapporto con gli studenti, con le scuole, con i ragazzi, quindi come avvicinare i ragazzi anche a quelle che sono le tematiche che vi stanno particolarmente a cuore, e quelli che sono i valori che voi alpini trasmettete. Beh, intanto, solamente per chiudere, il reparto Salmerie è un reparto di rievocatori, quindi hanno un'etichetta ben precisa, quindi loro rievocano, come diceva il Presidente prima, con i finimenti, con le bardature originali, rievocano appunto la storia degli alpini. Per quanto riguarda invece la scuola, c'è un progetto che stiamo portando avanti, tra l'altro come centro studi sia del terzo raggruppamento sia come centro studi della sezione di Vittorio Veneto, che è quello di cominciare a entrare nelle scuole per portare, diciamo, non tanto la storia, la guerra eccetera, ma i valori che contraddistinguono gli alpini in questa nostra lungo periodo, fortunatamente, di pace. Quindi stiamo cercando di entrare nelle scuole, non è sempre facile ovviamente, e portare appunto i nostri valori, la nostra cultura, quello che noi crediamo fortemente, portarlo verso i ragazzi. Verso le giovani generazioni, perché fra l'altro in Trovigne voi a Vittorio Veneto avete anche il bosco delle Penemozze, no? Che sicuramente è un simbolo molto importante anche per trasmettere questi valori. Assolutamente, poi tra l'altro vengo proprio stamattina da una cerimonia svolta al bosco, che anzi è ancora in corso, dove il gruppo alpini di Breda di Piave ha fatto delle ricerche storiche ed ha portato su, e oggi viene appunto collocata e inaugurata, una stele, la numero 2407, di un alpino di cui si era persa traccia e memoria, di Breda di Piave, disperso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, alla presenza di traversili sezionali dell'ASPEM, soprattutto dell'Istituto Comprensivo di Breda di Piave, del sindaco di Breda di Piave, di Cisone di Valmarino, e di una vasta rappresentanza, ecco, di alpini, c'è stata, ecco, questa cerimonia. Il Bosco delle Penemozze è un memoriale, raccoglie appunto 2407 alpini che andati avanti, nel senso che là non è un cimitero, ma è un memoriale, proprio perché c'è una stele e un albero per ciascuno dei caduti in servizio, e è un unico al mondo questo tipo di ricordo e di memoria dove ci troviamo. Ecco, sono tutti alpini della provincia di Treviso, e in più abbiamo anche l'albero del ricordo che porta la targa di tutte le 80 sezioni italiane e di alcune anche sezioni estere, tra cui appunto l'ultima, quella di Vancouver.
Vancouver. È un posto dove si va per meditare, anche per celebrare, per pregare, per far memoria del nostro passato e soprattutto per ricordare gli orrori. L'abbiamo fatto anche stamattina della guerra e purtroppo ne siamo ancora dentro. Gli alpini sono uomini di pace ed è questo il messaggio che noi vogliamo portare. Proporre la pace, perché non siamo nati per fare la guerra o per promuovere gesta di violenza, ma per difendere, ecco, i nostri confini. Questa è la nostra origine, 15 ottobre 1872. Purtroppo, ovviamente, fedeli alla patria e al giuramento dato, abbiamo dovuto obbedire a ciò che la storia, ecco, ci insegna che è accaduto e che non vorremmo mai più si ripetesse. E il vostro messaggio continua a essere quello della pace. Qui ritorniamo al primo titolo che vi abbiamo fatto vedere, adunata 94esima degli alpini all'insegna della pace, perché proprio è questo il messaggio, Maurizio Casetta, no? che si vuole evidenziare con forza, quanto mai evidente quest'anno, visto che comunque purtroppo da oltre un anno abbiamo una guerra, un conflitto alle porte. L'ha sottolineato anche il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, in occasione della presentazione appunto della dunata di Udine. Certo, purtroppo noi non impariamo, credo sia un difetto del genere umano, non impariamo mai dalla storia e torniamo a ripetere anche quest'anno i problemi e la guerra, e per cui noi abbiamo sempre in mente, sempre in testa la pace. Noi lavoriamo e siamo un'associazione che guarda sempre assolutamente alla pace. Torno un attimo indietro nel tempo. Nel 2018 a Vittorio Veneto c'è stato il Triveneto per il centenario, tra le altre cose, della fine della Grande Guerra. La città di Vittorio Veneto ha onorato anche il nostro raduno intitolando tutto quell'anno con Vittorio Veneto città della pace. Non città della guerra, non città dove è finita la prima guerra mondiale, ma città della pace. Quindi questo già la dice lunga su quello che è lo spirito nostro, ma lo spirito non solamente degli alpini di Vittorio Veneto, ma lo spirito degli alpini nazionali, diciamo. Certo, senz'altro, ed è questo il messaggio più importante, no? Che in questo momento dobbiamo tutti quanti portare avanti. Finché stavate per entrare abbiamo visto peraltro in collegamento l'assessore alla protezione civile Bottacin, collegato da Venezia con il collega Filippo Fois, e mi piaceva quindi anche sottolineare con voi il ruolo degli alpini nella protezione civile, perché non dobbiamo dimenticare che fortunatamente in tempo di pace nel nostro paese la vostra attività forse principale, no, in questo periodo è quello di protezione civile, senza dimenticare poi tutto il supporto che avete dato negli anni difficili e durissimi della pandemia. Certo, noi abbiamo anche nel nostro interno una unità di protezione civile costituita da 45 associati che sono anche portatori di varie specializzazioni dentro una struttura ben organizzata che appartiene alla sezione, al terzo raggruppamento e poi alla sede nazionale. La protezione civile dell'ANA è una delle più significative sul territorio nazionale in quanto a numeri e anche in quanto ad attività. Ecco, tornando al Friuli, ci piace anche ricordare che la protezione civile italiana è nata proprio sulle ceneri del terremoto del Friuli nel 1976. Tra l'altro anch'io stesso ho partecipato in quell'anno a un cantiere, quello di Pinzano al Tagliamento, tutta l'estate fino all'autunno, ecco, per dare una mano a quelle ingenti necessità e al bisogno che c'era di rimettere in ordine e poi che guardasse alla ricostruzione. Ecco, protezione civile che si adopera in molti ambiti,
soprattutto appunto nei grandi interventi, è presente in ogni calamità in Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero. È l'unica organizzazione che dispone di un proprio ospedale militare da campo autosufficiente, che ha sede a Bergamo, ma che è stato anche in operazioni specifiche all'estero e si muove ovviamente sul territorio quando le necessità lo richiedono. Noi facciamo anche specifica formazione, facciamo reclutamento, ovviamente non più tutti i soci possono derivare dall'esperienza alpina fatta in divisa, perché la NANAIA, il servizio militare di leva obbligatorio, è sospeso dal 2005 ormai, però ecco, ci sono giovani che guardano volentieri a noi e a proposito di attività di promozione, ecco, anche i campi scuola che l'ANA nazionale promuove, 14 quest'anno sull'intero territorio, ecco, si prefigge di poter attingere a delle risorse umane fresche, giovani, volonterose, per proseguire questa nobile attività. Attività che è stata anche preziosa durante i 2 anni e mezzo di pandemia, attraverso il presidio di luoghi di vaccinazione, degli ospedali, attraverso anche la riapertura di fiere e mercati e dei centri di raccolta e così via. E insomma è un bel essere, ecco, un dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e soprattutto alle nostre comunità. E il tutto va precisato che è per puro e vero volontariato, cioè servizio gratuito. Ecco, questo anche è importante da sottolineare, quindi è anche, come lei appunto diceva, importante coinvolgere soprattutto le giovani generazioni, no? Perché appunto, non essendoci più il servizio di leva come era una volta, i ragazzi magari prendono altre vie, sono meno interessati a determinate tematiche, no? È fondamentale. Del resto è sbagliato anche dire, fare la considerazione così massimalista che i giovani non hanno voglia di fare, non sono impegnati o meno. Certo, hanno bisogno di avere degli indirizzi precisi, delle indicazioni, delle strade da seguire, e noi offriamo non solo strade, come dire, sterrate, ma offriamo anche binari proprio dove incamminarsi, affiancati a noi, alla nostra esperienza, e i giovani rispondono. Torno al discorso dei 14 campi scuola, che sono già tutti esauriti, ecco, nella loro capienza e capacità, che vanno dalla Sicilia all'Alto Adige, alla Val d'Aosta, al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo, ecco, i numeri che ci sono consentiti sono ancora abbastanza di poca consistenza numerica, arriviamo a livello di 700-800, ecco, presenze. Pian piano magari cresceremo, ma soprattutto partecipano volentieri. È un campo anche scuola istruttivo, formativo, perché non è solo esercitazioni, ma sono importanti e fondamentali, ma è anche cultura, è tradizione, e anche rispettare una vita da mattina a sera secondo quello che è lo stile nostro, non certo quello specifico di caserma, ma ci somiglia anche molto. E cosa anche piacevole è quella che i giovani si impegnano e si accorgono della utilità che possono essere per il nostro futuro sociale, ma fanno anche molto meno dei social e dei media a cui sono purtroppo oggi troppo forse abituati a spendere il loro tempo. Ecco, un'ultima tematica che volevo affrontare, Casetta, è quella relativa a quanto si è verificato dopo la dunata di Rimini. So che è un tema un po' spinoso, ma insomma un flash, proprio perché gli alpini hanno cercato subito di mettere in moto anche un qualcosa per dare il loro contributo contro le molestie. Quest'anno c'è stato un sito, una pagina web, proprio per evitare che episodi di questo tipo possano comunque verificarsi, magari approfittando anche della confusione, della grande quantità di gente che per forza di cose, insomma, c'è quando c'è una dunata. Certo. Stiamo lavorando proprio per questo motivo, per non dare adito a questi fatti, a queste notizie, eccetera. Staremo molto attenti su come muoverci sul territorio, anche secondo me, ma secondo noi, quello che è successo a Rimini, diciamo, è stata un po' una bolla, e noi ci sentiamo
assolutamente, certo qualcosa magari sarà successo, ma non sicuramente quello che si è visto e quello che è stato dichiarato nei giorni successivi alla Dunata. Gli alpini sono lì per fare la loro festa, gli alpini sicuramente non hanno nulla che spartire con certi episodi che possono succedere in una moltitudine di persone, quale è stata Rimini, quale è stata e quali sono le nostre adunate, ma noi siamo lì per fare la nostra festa dopo un anno di lavoro magari di protezione civile eccetera, quindi noi non vogliamo molestare nessuno assolutamente e chiaramente staremo anche quest'anno, ma come lo siamo sempre stati, all'interno di certi canoni e certi regimi che comunque noi come sezioni, come gruppi ci imponiamo, per cui credo che a Udine non succederà assolutamente nulla. Se ci saranno delle provocazioni, ovviamente noi non risponderemo alle provocazioni e faremo la nostra adunata nazionale da buoni alpini e da buoni cittadini. Ecco, allora Presidente, per chiudere, appuntamento quindi il prossimo fine settimana a Udine. Che cosa vuol dire a chi ci sta seguendo da casa, gli alpini, ma anche le mogli, i familiari, i parenti, tutti che sono così ansiosi insomma di essere presenti a questo evento, e chi non potrà essere presente, lo ricordiamo, potrà seguirlo anche sulle nostre reti che trasmetteranno in diretta l'intera sfilata della giornata di domenica. Beh, saremo sicuramente in tanti, si parla di 90.000 presenti alla sfilata di domenica, ma ricordo che la Dunata si concretizza anche in 4 giorni che la precedono attraverso convegni, attraverso mostre, attraverso momenti significativi di ricordo, di memoria, come giovedì stesso sarà fatto al Sacrario di Re di Puglia, dove ricordiamo sì, certo 100.000 vittime della prima guerra mondiale, ma saremo nel pomeriggio a Gemona per ricordare 28 vittime di soldati in servizio a causa del terremoto, e poi torneremo, ripeto, ad Udine. Noi faremo una grande festa conclusiva, preceduta da incontri anche con le delegazioni estere, dalle mostre, ripeto, rievocative, ci sarà anche la cittadella degli alpini, ci saranno anche chiaramente i momenti di goliardia, ma noi vogliamo dire di sana goliardia. Avremo i concerti dei nostri cori, e tra l'altro noi siamo anche portatori di 3 cori alpini, lo ricordo come sezione, non è da poco questo patrimonio, il coro Ana Sezionale, il coro Codilana e il coro Mesulano, che avranno dei concerti già venerdì e sabato sera, e il messaggio è quello di fare un grande incontro post pandemia che si proietti nel futuro, che ci faccia rivivere storia e gloria nostra, e vogliamo soprattutto portare un grande messaggio di pace, una pace che deve tornare quanto prima possibile in questo nostro amato mondo, soprattutto anche nella vicina Ucraina. Noi ci auguriamo che quanti, e sono ormai tanti gli alpini, non possono più venire fisicamente alla Dunata, ma sicuramente la seguiranno attraverso i vostri servizi, i servizi dei media, e col cuore saranno anche loro presenti tra noi. Ecco, allora vedo che si è collegato ora il collega Lucio Zanato, credo si trovi a Piavon di Oderzo. Siamo in ritardissimo, Lucio, ti aspettavo un quarto d'ora fa, per cui velocemente vedo che sei con gli alpini della sezione di Preganziol, no? Se non sbaglio, che sono partiti per arrivare a piedi. Un passaggio veloce da te, Lucio. Sì, allora intanto un saluto a tutti i telespettatori di Antenna 3, qui da Piavon di Oderzo, sono sia con gli alpini di Preganziol sia con gli alpini di Piavon di Oderzo. Un saluto a chi è in studio, in particolare al Presidente Introvigne. Qui ci sono i suoi alpini di fatto, e quindi cominciamo subito con l'alpino di Preganziol, anzi vicepresidente del gruppo alpini, Bruno Torresan. Bruno, quest'anno un'altra volta la marcia per arrivare a Udine.
Sì, è una possibilità che noi abbiamo e quindi la sfrutteremo certamente, anzi stiamo già programmando che quella di Vicenza, quindi non ci faremo mancare niente, però è una possibilità appunto perché ci troviamo tutti quanti assieme, sempre le solite persone, facciamo una settimana di festa con gli alpini che ci accolgono e quindi per noi è una grande opportunità e quindi non mancheremo. E anche però un bello sforzo fisico, perché quanti chilometri sono da Preganziolo fino a Udine, tutti a piedi? Sono 120, ma gli alpini non hanno paura. Ma e cosa volete dire alle famiglie che vi stanno guardando per casa? Che ritornate a casa lunedì? Ecco, forse ritorniamo lunedì, cioè se tutto va bene torniamo lunedì, dopo si sa, siamo a strada, succede tutto. Sono tante cose, quindi... Allora invece abbiamo il capogruppo qui degli alpini di Piavon, Antonio Cittolin. Invece voi, aspetta che mi metto qua così facciamo vedere prima gli alpini, Marta, che non il sottoscritto. Allora voi invece come vi state preparando per Udine velocemente? Noi abbiamo preparato il container già carico, pronto per Udine. Già da una settimana voi altri? Sì. Domani mattina, giovedì mattina parte presto, noi partiamo col pullman e arriviamo a Udine in via Biella. Venerdì sera alle 18:30 Santa Messa con Don Beppi, gli alpini gemelli del Canton Ticino e poi la festa continua. Insomma la festa continua perché poi domenica sfilano tutti, però gli alpini di Preganziolo sono un po' particolari perché cantano anche, quindi dov'è che cantate venerdì sera? Allora venerdì sera cantiamo Feletto Umberto, mentre il sabato non sapete ancora? Sabato cantiamo in giro per la città. Udine c'è il posto, però ma poi vede l'alpino e lo trova. Ma poi dopo il concerto, come al solito, si fa il giro, no? Si fa festa, insomma, no? Quindi il Presidente di Trovegna ha capito che qui siamo già caldi, tutti quanti pronti, però l'ultima parola, se mi permetti Marta, la do a un alpino particolare. Lei da dove viene? Da Toronto, Canada. Fin qua a Piavon di Oderzo perché? Perché il dovere mi chiama, ho giurato la patria di essere alpino e ancora sono, e l'ho nel sangue. Ecco, per chi è all'estero, cosa vuol dire essere alpini? Vuol dire che siamo uomini di parola. Per l'alpino non è niente impossibile. Bene, e con questi slogan e comunque con questo spirito alpino, se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, a te e agli alpini che sono lì con te. Allora una sorpresa, no? Questa per Francesco Introvigna, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, con il suo vicepresidente Maurizio Casetta, che ringrazio davvero per essere stati qui con noi quest'oggi, in questa camminata, diciamo, che faremo insieme aspettando l'adunata 94esima di Udine in programma il prossimo fine settimana. Grazie ancora per essere stati con noi. Noi ora apriamo una pagina dedicata al Covid perché l'avete sentito tutti, venerdì scorso l'OMS ha dichiarato la fine della pandemia. Sentiamo quindi l'intervista realizzata dalla nostra Anna De Roberto con Giorgio Palù, virologo di fama internazionale e presidente dell'AIFA. La dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 2 giorni fa. La pandemia da Covid-19 è stata dichiarata terminata. Una dichiarazione che ha creato non poche polemiche. A che punto siamo? Ma perché polemiche? Io direi che tutte le pandemie, ecco, se seguiamo quello che è il significato delle parole, l'essenza delle parole, come dicevano i latini, le parole sono l'essenza delle cose, l'etimologia, il significato intrinseco, etimos, pandemia. Che cos'è la pandemia? Quello che insegnavo agli studenti di medicina è diciamo un'epidemia su larga scala globale causata da un agente infettivo nuovo oppure riemergente dopo alcune generazioni che scopre una popolazione totalmente scoperta dal punto di vista immunitario, per cui non ci sono presidi né medici né terapeutici. Ecco quindi che dopo 3 anni circa il virus non è più nuovo, è molto mutato, ma ormai lo conosciamo tutti, quindi con quasi 15 miliardi di dosi di vaccino, circa 5 miliardi di persone vaccinate. Quasi tutto, il 90% si stima abbia avuto un'infezione naturale, quindi il nostro sistema immunitario ormai riconosce questo che era un virus totalmente nuovo, è un coronavirus che non era mai apparso, è passato sicuramente dall'animale all'uomo, ancora non sappiamo come sia
avvenuto questo salto, cioè l'origine prossimale, l'origine distale è sicuramente il pipistrello, come altri coronavirus, il SARS-CoV-1 e il virus della MERS. Ecco, però è giusto dichiararla la fine. Quindi non è più nuovo il virus, questa è una definizione che ormai tutti dovrebbero aver ben presente. Non solo, ma l'incidenza dei casi a livello globale e la mortalità a livello globale era in fase nettamente calante, quindi non era più un problema di sanità pubblica. Dichiararla finita significa anche abbassare determinati livelli di guardia, come sta avvenendo anche ad esempio negli ospedali, però a macchia di leopardo, quindi in maniera differente. Cosa ne pensa? Ma direi che i provvedimenti presi dal Ministro erano tutti di buon senso, nel senso che si proteggono gli anziani nelle RSA, nelle rianimazioni, nel ricoveri ad alta intensità, parliamo delle oncologie, delle trapiantologie, quindi ematologie, e per il resto saranno i direttori sanitari a indicare quelle che sono le precauzioni. Diciamo pure che nelle medicine sono ricoverati gli anziani, quindi è sempre una decisione. Ricordiamo comunque che in Cina, in Giappone le mascherine le hanno sempre usate, quindi è una buona norma di igiene e soprattutto di garanzia nei confronti dei più fragili. Quindi l'attenzione resta sui fragili. I vaccini, quale deve essere necessariamente l'utilizzo, ad esempio anche per quanto riguarda i fragili, e i possibili sviluppi che poi per quanto riguarda i vaccini il Covid ci ha insegnato? Ecco, un insegnamento e dovevamo già conoscerlo, perché l'immunologia e la virologia l'avevano dimostrato ancora negli anni 70-80. Noi sappiamo che le vaccinazioni che facciamo ai nostri bambini sono al tempo zero, dopo un mese, dopo 6 mesi, richiami a distanza di anni. Questo consente al sistema immunitario di sviluppare una memoria, cioè di riconoscere a distanza di anni e di maturare, cioè riconoscere anche, delle varianti che non sono più le stesse, perché i nostri geni per gli anticorpi e per la risposta delle cellule contro degli invasori allargano la loro capacità di riconoscimento, quindi il repertorio. Quindi ecco, quello che abbiamo imparato è che se dovremmo fare un richiamo lo faremo a fine anno, magari a livello autunnale, con l'influenza, quindi stagionale. Ecco, quello che invece sappiamo è che i più fragili, soprattutto gli immunodepressi, e gli anziani sono immunodepressi a livello fisiologico, perché la senescenza del sistema immunitario comincia già nell'adolescenza. Quindi ecco, per questi sappiamo che il richiamo può essere anche più frequente. Le mutazioni, quindi le varianti, possono ancora spaventarci? Sono così imprevedibili? Ma diciamo che da oltre un mese il Johns Hopkins, che è l'istituto di Baltimora, non ha smesso di contare sia i casi incidenti che i casi letali. L'ECDC da più di un mese non definisce più le varianti che circolano. Arturo, per esempio, in India, di preoccupazione. Infatti non sono variant of concern, sono diventate varianti di interesse da tenere monitorate. Diciamo che queste varianti sono tutte sottovarianti o lignaggi, è il termine preciso, di Omicron, ma Omicron è già da 1 anno e mezzo che circola, quindi non si è più evoluto null'altro che non fosse discendente direttamente da Omicron, molto simile a Omicron. Quindi anche questo ci sta dicendo che il virus si è modificato per adattarsi all'uomo, come fanno tutti i virus, per permanere con noi. Quindi è finita la pandemia, ma il virus resterà endemico nella popolazione, quindi come è già successo per gli altri coronavirus che conosciamo, quelli del raffreddore. E in ultima analisi quello che causa è raffreddore, mal di gola, prime vie respiratorie, congiuntivite nei bambini, ma si ferma tutto nelle prime vie aeree superiori, perché si è evoluto per infettare più efficacemente, ma infetta con maggiore efficacia, ma ha perso molta della sua virulenza. Ci sono degli studi adesso che in qualche modo si concentrano sul dopo, sul long Covid. A che cosa servono e a che punto sono quegli studi? Dunque, il long Covid è quello che si definisce quella sindrome post-Covid che riunisce una serie di sintomi che non sono proprio solo tipici del Covid-19, se lo sappiamo, anche post-influenzali,
post infezioni da altri virus come il virus di Epstein-Barr, mononucleosi infettiva, e si accompagnano a stanchezza, affaticamento muscolare, perdita della memoria. Ricordiamo che all'inizio il Covid si caratterizzava da anosmia e disgeusia, perdita dell'olfatto e perdita del gusto. Ecco, questi sintomi non li ha più rivelati, addirittura si parlava che il 30, addirittura il 40 in alcune statistiche parlava di long Covid, cioè a distanza di 2 o 3 mesi dall'episodio acuto, quindi la permanere di questi sintomi. C'è un lavoro molto recente che è comparso su JAMA, una rivista molto titolata, che dimostra che quando si fa un confronto con soggetti che sono ricoverati, o per Covid o senza Covid, anche quelli ricoverati non per Covid hanno più o meno la stessa sintomatologia. Questo non significa che non esista il long Covid, ma sicuramente abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Ecco, sappiamo, è un'infiammazione persistente, forse persiste anche di più il virus, si è parlato anche di persistenza a livello delle cellule che si allineano nella vascolatura, cioè le cellule endoteliali che rivestono i nostri vasi sanguigni, perché ci sono recettori ubiquitari per questo virus, e che questo causasse dei microtrombi. Ecco, sono tutte cose molto interessanti, ma sicuramente nuove acquisizioni, ma sembra che il long Covid non sia così frequente come i primi lavori sembravano dimostrare. D'altronde la scienza può anche contraddirsi, perché ha bisogno di conferme, avanza per ipotesi, ma poi ci sono conferme successive e deve sostenere il principio della falsificazione, cioè quello che si è detto dimostrami che non è falso prima di tutto. Oggi siamo pronti ad accettare che possa ricapitare con un altro virus? Diciamo che c'è già un'altra pandemia, non da virus, è una pandemia latente, ma che dovremmo riconoscere, la pandemia per esempio causata da infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici. Pensi che ci sono già 5 milioni di morti per infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici, e ne abbiamo nei nostri ospedali, e si stima che nel 2050 ci saranno quasi 20 milioni di morti per queste infezioni resistenti a tutti gli antibiotici, quindi più dei morti per tumore. Quindi ecco, e poi dobbiamo prepararci a combatterli, e questi agenti. L'industria farmaceutica non ha più sviluppato antibiotici agli anni 90, perché? Perché non gratificano dal punto di vista economico, perché si usano per 4-5 giorni e sono altamente efficaci, ma oggi sappiamo non solo che il Mycobacterium della tubercolosi, ma enterobatteri, Proteus, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella hanno sviluppato resistenze, anche perché gli antibiotici vengono utilizzati nella catena alimentare, sia in piscicoltura che nella coltura degli animali, delle galline domestici, quindi che in campo ci vengono trasmessi, e con queste la selezione di ceppi resistenti. Ecco, e poi aspettiamoci, se abbiamo imparato qualcosa, andiamo a scovare questi virus nell'interfaccia uomo-animale-ambiente, dove si stanno sviluppando. Stiamo cambiando il pianeta, delle nicchie ambientali. Ecco che abbiamo visto che quasi tutte le ultime epidemie o pandemie ci vengono dal mondo animale. HIV in Africa dalla scimmia, SARS-CoV-1 dal pipistrello nel 2003, MERS ancora dal pipistrello nel 2012, la pandemia da influenza H1N1 cosiddetta suina, quindi da uno scambio di virus umani, dell'anatra e di almeno 2 specie di suini, quindi studiamoli nel loro ambiente e preveniamoli. Questo dovremmo aver appreso, investire in ricerca, soprattutto in virologia evoluzionistica, quella che studia i virus nel loro ambiente naturale, e in virologia vera, quella che studia la mutagenesi, la mutazione in natura. L'ultima domanda che le faccio è questa. Siamo stati vittima di una psicosi, secondo lei, in questi 3 anni? No. Ricordiamoci Bergamo, le bare, ricordiamo quello che è avvenuto in tutto il mondo. Sicuramente lo strascico è stato non solo a livello organico, quindi
persone ricoverate in ospedale, abbiamo visto l'eccesso di mortalità come è variato e poi l'impatto dei vaccini nel ridurre la mortalità, quindi si ha poco a dire, ma i vaccini hanno salvato decine e decine di milioni di vite. Certo, ci sono degli strascichi, conseguenza anche dei lockdown, dei Green Pass, diciamo delle chiusure sia in ospedale che in abitazioni private, quindi soprattutto per i più piccoli di un'interdizione da quello che è il rapporto sociale che permette anche lo sviluppo della psiche e del completo sviluppo organico, e quindi questo ha causato direi diciamo effetti sulla psiche nel suo complesso, ma vista non solo come un qualcosa di sovraorganico, ma anche a livello neuropsichico. Ecco, allora ringraziamo il professor Giorgio Palù per questa lunga intervista con la quale si è fatto il punto dopo la dichiarazione della fine della pandemia da parte dell'OMS. Ora parliamo di un altro tema, parliamo di sport e di disabilità. Ringrazio i nostri prossimi ospiti, qui con me in studio Agnese Bonora, buongiorno, grazie per essere con noi, presidente dell'associazione Oltre Onlus di Montebelluna, e in collegamento Andrea Bolsonello, vicepresidente dell'associazione. Grazie anche a lei per essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sport e disabilità, perché ormai è davvero conto alla rovescia in vista dei prossimi campionati italiani di atletica leggera assoluta che si terranno il prossimo fine settimana a Montebelluna e saranno appunto organizzati proprio da Oltre. Vuole intanto Agnese spiegarci il ruolo, diciamo, della vostra associazione, che cosa fate, di che cosa vi occupate? Beh, buongiorno a tutti. Noi ci occupiamo di dare la possibilità a persone che non trovano in associazioni, in altre associazioni, di fare sport. E quindi nella nostra associazione ci sono circa una 60 di atleti con diversi tipi di disabilità che fanno atletica leggera, fanno basket e fanno bocce. Per un periodo c'è stato anche un gruppo che faceva podismo, ma adesso per questo periodo è sospeso. Quindi noi diamo la possibilità appunto a queste persone di allenarsi, di fare allenamento 2 volte alla settimana e poi di confrontarsi con altre società e con altri atleti e fare gare a livello anche nazionale, come stiamo organizzando adesso a Montebelluna, oppure interregionale o comunale, sia di atletica, sia di bocce, sia di basket. Ecco, Bolsonello, stiamo parlando di campionati di atletica leggera FISDIR. Chiedevo poco prima, no, ad Agnese che cosa significa questa sigla. Significa sostanzialmente una federazione a livello nazionale che porterà nel nostro paese tanta gente, sia a livello di atleti sia a livello, speriamo, anche di pubblico, per seguire queste competizioni dei ragazzi, e quindi un'attenzione, spero, davvero di tanta gente che arrivi da tutte le parti d'Italia. Ecco, parliamo di ragazzi che hanno, Agnese Bonora, una disabilità di che tipo? Intellettiva e relazionale, quindi non disabilità fisica. Quella è un'altra associazione, un'altra federazione che accoglie i disabili fisici. Noi abbiamo vari tipi di disabilità e poi i nostri atleti in questa federazione, noi siamo iscritti in 2 federazioni, una è la FISDIR e una è Special Olympics. In queste 2 federazioni gli atleti sono divisi in base alle loro abilità in ulteriori categorie, e quelle che organizziamo noi quest'anno a Montebelluna sono gli atleti agonisti. E quindi faremo, allora, le discipline dell'atletica leggera per gli agonisti sono le stesse discipline che disputano gli atleti normodotati.
quindi assolutamente le stesse, perché se avete occasione di venire... Ecco, stiamo vedendo, no, anche proprio nelle slide che ci avete mandato, no? Quindi l'atletica leggera, le bocce, sì. il basket integrato, cioè sono squadre formate da atleti con disabilità e partner. Poi ci sono delle regole un po' diverse rispetto al basket tradizionale per appunto agevolare gli atleti a giocare, a fare canestro e a esprimersi al massimo in campo. Ecco, che importanza ha lo sport per i ragazzi disabili, per i ragazzi con questo tipo di disabilità? Tra l'altro veniamo fuori da un periodo, ne parlava proprio poco fa nell'intervista al professor Palù, che ha messo a dura prova, no? Anche tutte le persone cosiddette normodotate. Figuriamoci che impatto può aver avuto l'isolamento e quant'altro per ragazzi con problemi anche relazionali. Certo. Beh, secondo me lo sport è importante per tutti, per tutte le persone, perché fa bene al corpo e fa bene allo spirito, perché aiuta a socializzare, aiuta a confrontarsi, aiuta a fare delle sane competizioni, quindi per tutti. Per gli atleti che abbiamo noi è un modo intanto per riscattarsi da delle mancanze che hanno nella società in generale, perché con noi noi li trattiamo come atleti normali, per noi sono atleti, quindi vengono allenati e vengono aiutati nelle gare come fossero atleti di qualsiasi altra categoria. E credo che sia molto importante perché appunto stanno insieme, stanno all'aria aperta, socializzano. Poi quando facciamo le uscite andiamo in città diverse, abbiamo fatto nei periodi in cui c'era appunto, come dicevo, il reparto delle podistiche, siamo andati a fare delle maratone anche all'estero, siamo andati a Monaco, siamo andati a Vienna, quindi credo che per loro noi diamo una possibilità anche di vedere il mondo e comunque appunto di stare insieme, di fare sport e di confrontarsi, secondo me fa bene. E purtroppo, riferendomi a quello che dicevi, sì, il periodo del lockdown è stato devastante per tutti, per i nostri atleti è stato molto devastante, perché essere rinchiusi in casa ha fatto male a tutti e a loro ha fatto tanto male. Purtroppo alcuni atleti non sono ancora rientrati dopo il periodo di lockdown e per problemi delle famiglie che vabbè, non sappiamo. E noi abbiamo fatto il possibile anche durante il lockdown per dare la possibilità a loro di fare attività fisica e di fare attività all'aperto e perché abbiano la possibilità di uscire di casa, perché rimanere in casa è stato brutto per tutti, quindi abbiamo fatto appunto tutto il possibile per dare la possibilità di fare attività. Sì, che ha appunto questa funzione davvero importante per tutti, a maggior ragione per chi ha una disabilità di questo tipo. Andrea Bolzonello, torno da lei perché se la regia ci fa vedere abbiamo un bel video che la vede anche protagonista con una canzone che lei ha ideato in occasione della giornata per la disabilità, con un significato e uno scopo anche ben preciso. Vuole spiegarci allora quale? Vediamo se intanto sì, ce lo fa vedere anche la regia, il video con la canzone Bolzonello. Sì, questa canzone qui è nata perché appunto da un po' di tempo sto componendo delle canzoni che hanno come tema le giornate mondiali. Conoscendo appunto Agnese e l'associazione Oltre, ho deciso di fare una canzone sulla giornata mondiale della disabilità, intitolandola Rivaluta perché bisogna rivalutare un attimo quello che è il pensiero nei confronti dei disabili, secondo me, cioè da parte della società dei cosiddetti normodotati. E c'è una rivalutazione a livello comportamentale, a livello sociale, cioè direttamente quando si è a contatto con un disabile che sia fisico o mentale, l'atteggiamento non può più a questo punto essere di distanza, ma deve essere di accoglienza, ecco, tutto qua, quindi un cambiamento di mentalità da parte di tutti noi. E grandi passi sono stati fatti, però ancora c'è gente che ha diffidenza, ecco.
Ecco, e quindi anche in questo caso, diciamo, anche con la musica lei ha voluto dare un po' un contributo. Certo, sì, perché la musica è chiaramente uno dei metodi che si utilizzano e che viene più seguito questi giorni anche attraverso i social, ecco, tutto qua. Ecco, Agnese, lei voleva dire qualcosa, ha detto posso intervenire? Prego. No, volevo... no, appunto, che anche con la musica si può riscattare e dare la possibilità a queste persone che purtroppo non hanno tanta voce, perché la società nostra purtroppo non considera molto queste persone con difficoltà. Quindi bene rivaluta, perché bisogna appunto rivalutare queste persone, perché hanno delle capacità e delle abilità che noi non ci rendiamo conto che ci siano finché non viviamo con loro, non siamo con loro e non stiamo con loro e non gli diamo la possibilità appunto di esprimersi. Ecco, nella vostra esperienza quotidiana a contatto con i ragazzi, avete visto, proprio toccato con mano anche il risultato che può dare questo relazionarsi con loro attraverso lo sport, attraverso la musica, quindi aiutandoli anche a recuperare magari quelle abilità residue, no? Che sì, diversamente restando chiusi in casa non sarebbe possibile. Esatto, sì. Noi abbiamo avuto degli atleti che quando sono arrivati avevano delle abilità che dopo mesi di allenamento, di socializzazione sono veramente aumentate, perché si capisce che con gli allenamenti, con il confronto, con lo stare insieme acquisiscono e imparano e migliorano, non so se è il termine giusto dire migliorare, comunque implementano tutte le loro abilità, le loro capacità. Poi arrivano anche i risultati dei tempi e delle misure, però noi più che al risultato e alla prestazione puntiamo tanto sul benessere, sul fatto di far star bene i ragazzi, di farli stare a loro agio con noi, di farli sentire veramente sereni, tranquilli, facciamo fare le cose che piacciono e che gli danno soddisfazione, senza appunto puntare al risultato, alla prestazione. Certo, vogliamo allora ricordare l'appuntamento per chi ci sta seguendo da casa e per chi magari volesse anche venire il prossimo fine settimana, no, a vedere questi ragazzi. Sì, vi invito tutti veramente il sabato 13 e domenica 14 maggio. Troverete delle sorprese che non vi aspettate, perché appunto tutti noi consideriamo le persone con disabilità inferiori a noi, invece non è vero. Potrete veramente rimanere sorpresi e stupiti di cosa sanno fare certi atleti se sono messi nelle condizioni di provare e di esprimersi. Vi invito veramente di venire a Montebelluna anche solo per un'ora, anche solo di passaggio, perché poi l'entusiasmo sarà veramente grande. Io lo vedo con i volontari, quando si avvicinano al nostro mondo subito c'è questa perplessità, questo dubbio, perché non si sa come relazionarsi, però ci sono volontari che sono con noi anche dall'inizio di quando è nata la nostra associazione, cioè veramente l'entusiasmo è grande, perché stare con loro ci fa stare bene, ci fa sentire bene, ci fa dimenticare i problemi che portiamo da casa, che a volte ci rendiamo conto sono stupidate di fronte a veri altri problemi. Quindi vi invito veramente, venite a Montebelluna e rimarrete positivamente stupiti. Bene, allora l'appuntamento allo stadio San Vigilio di Montebelluna, sabato e domenica prossimi, per questo evento importante del quale ricordiamo anche Media Nord-Est, appunto partner, è vostro media partner. Grazie allora davvero per essere stata con noi ad Agnese Bonora, presidente dell'associazione Oltre Onlus di Montebelluna, e Andrea Bolsonello, vicepresidente dell'associazione. Vicepresidente, è uno strumento.
volontario. Ah, è un volontario, allora chiedo scusa, volontario, non vicepresidente. Grazie ad entrambi davvero per essere stati qui con noi quest'oggi e per il lavoro davvero così importante che voi fate con questi ragazzi. Grazie. Noi ora, prima di salutarci e di chiudere, andiamo a Padova perché ci chiede la linea la collega Chiara Gaiani per una vicenda che sta, come dire, da tempo tenendo banco nel padovano e suscitando anche parecchie polemiche e malumori, quello della chiusura alle auto di una corsia del cavalcavia di Borgomagno in direzione del popoloso quartiere dell'Arcella. Continua quindi la mobilitazione dei cittadini. Andiamo da Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno, ci troviamo all'interno di un negozio di Viale Arcella. La mobilitazione in città contro la chiusura del cavalcavia Borgomagno in direzione proprio dell'Arcella è davvero importante. I commercianti stanno raccogliendo man mano firme, siete arrivati a circa 2000, con noi abbiamo uno dei commercianti e poi vi presento anche gli altri nostri ospiti. Intanto partiamo proprio da Sara Compagnin. Sì, buongiorno. Siamo arrivati a oltre 2000 firme ormai, anche perché sono proprio i cittadini, oltre ai commercianti, i cittadini stessi a richiedere di partecipare alla raccolta firme, in quanto è una questione abbastanza delicata. Si tratta anche del valore stesso degli immobili, della vivibilità del quartiere, di non ghettizzarlo ulteriormente, perché noi siamo parte del centro di Padova, siamo qui a 2 passi e vogliamo far valere i nostri diritti, insomma. Ecco, chiediamo a Paolo Bertipaglia, che è un altro storico commerciante dell'Arcella, tra l'altro ha portato avanti parecchie battaglie per questo quartiere. Questa sarebbe proprio un'ennesima mazzata per il quartiere più popoloso della città. Sì, buongiorno a tutti. Sì, è una vera mazzata. Tagliare il cordone ombelicale che lega il centro all'Arcella vuol dire proprio dividere in due la parte nord della città. Questa è una scelta che noi ad oggi non abbiamo ancora capito, perché non c'è nessun supporto tecnico che giustifichi tale decisione. Soprattutto questa decisione cosa sta creando? Code perenni nella zona Sarpi Dalmazia, perché dalla mattina alla sera sei fermi in coda, creando molto smog in quella zona. E soprattutto, come si diceva prima, le firme raccolte nel 99% dei casi sono di cittadini residenti che non sanno più come fare per tornare a casa. Soprattutto chi non conosce la zona si perde nelle rotatorie che trova alla fine del Sarpi Dalmazia. Ecco, con noi c'è anche Rossella Salvan, che è il membro della consulta di quartiere 2 per la minoranza. Non è stato spiegato ai cittadini questa scelta dall'amministrazione? Assolutamente no, né ai cittadini né tantomeno alla consulta. In consulta non è arrivato nulla. Quindi io credo che questo passaggio, che è stato assolutamente saltato, sia stato un grosso errore, perché i cittadini devono sapere prima di trovarsi davanti a fatto compiuto, perché effettivamente la chiusura com'è in questo momento crea veramente tantissimi disagi. Inoltre divide l'Arcella e la fa diventare un quartiere dormitorio, quindi diventa veramente un problema di svalutazione di immobili, di ghettizzazione, come giustamente dicevano prima sia Sara che Paolo. Ecco, in conclusione crediamo a Sara Compagnina che veramente ci dica tutto in un flash. La Lega ha presentato un accesso agli atti per capire come sono stati usati i 1.800.000 euro destinati dal patto regione RFI per il Borgomagno. Che cosa chiedete come cittadini? Abbiamo fatto anche noi un accesso agli atti per capire bene la cosa. Come cittadini chiediamo che il Comune mantenga il sindaco in prima persona, visto che ha firmato questo accordo con Regione, Comune, RFI, FS e Ministro delle Infrastrutture, che mantenga il patto firmato nel 2020. Come vedete, questa è una vicenda che tiene ancora davvero, insomma, ancora molto importante per la città. Ovviamente sentiremo anche che cosa dice in merito l'amministrazione. Io ringrazio i cittadini e restituisco la linea allo studio.
Ecco, allora di nuovo in diretta e abbiamo un ulteriore, diciamo, aggiornamento per quanto riguarda il caso dell'omicidio di Fener, il 53enne Antonio Costa, che è stato freddato sabato notte con una coltellata durante un litigio all'interno di un locale. Bene, quest'uomo, 53 anni, prima di trasferirsi ad Alano di Piave, abitava in provincia di Treviso, a Visnadello di Spresiano. Il sindaco Marco Della Pietra, che ora vedo in collegamento con il nostro Christian Arboit, lo ricorda. A te, Christian. Sì, buongiorno allo studio, mi trovo qui a Spresiano con il sindaco Marco Della Pietra. La notizia della morte e dell'uccisione di Antonio Costa è arrivata fin qui, dove l'uomo era molto noto perché aveva vissuto per diversi anni a Visnadello. Lei stesso, sindaco, lo conosceva? Sì, era ormai una ventina d'anni che non lo vedevo, però sì, era una figura conosciuta nel paese, anche perché mi pare vivesse sopra la ferramenta del paese, per cui sì, lo si vedeva in giro. Ogni tanto vi incrociavate? Sì. Io ancora non pensavo nemmeno che sarei diventato sindaco, per cui ero un ragazzino che frequentava i locali del paese, quindi qualche chiacchierata l'abbiamo fatta. C'è anche un aneddoto, se vuole può raccontarci, no? Vi accomunava anche una passione per le moto. Sì, lui aveva un enduro, adesso non ricordo che moto avesse. Io avevo fatto un incidente con la mia di moto all'epoca e avevo uno zainetto con un portacasco che alla fine, non avendo più la moto, io avevo regalato a lui. E quindi, poi però vi siete tenuti anche in contatto, le scriveva ogni tanto su Messenger, vi eravate sentiti per la festa dei suoi 50 anni? Ma mi aveva scritto 3-4 anni fa, poi sai, quando hai la carica, no? È più semplice che anche vecchie conoscenze si facciano vive, e così mi aveva detto che appunto non era in una situazione spettacolare, e poi dopo doveva fare i 50 anni, ma li faceva in tempo di Covid, e quindi sono tornate le chiusure, per cui non ha più fatto la festa, però mi aveva detto se ci andavo, insomma. E vi eravate sentiti quindi dopo l'incidente, quando lei dice condizioni non spettacolari si riferisce a quello? Presumo di sì, cioè lì c'è stata una frase proprio secca, tipo tempi duri ma sono come il ferro, e quindi il ferro non si piega. Questo era quello che mi ha detto. Non sono entrato nei particolari, io il fatto dell'incidente l'ho saputo dai giornali stamattina, quindi non ne avevo conoscenza. A questo punto immagino che l'unico augurio è che si faccia chiarezza il più presto, insomma, di tutta questa vicenda. Beh, sicuramente verrà fatta chiarezza. Adesso io non ne so quanto voi, so quello che scrivete voi giornalisti, e quindi non ho proprio idea di cosa possa essere capitato e di come possa essere stata la dinamica. Sì, buongiorno da Venezia, accanto a me l'assessore Giampaolo Bottacini. Ora, questo collegamento, c'è stato qualche inghippo, diciamo, tecnico. Comunque ringrazio Christian Arboit per il collegamento. Noi siamo al termine di questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ecco, dovremo vedere ora le previsioni del tempo per le prossime ore. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con tempo molto variabile a causa dell'arrivo di alcune perturbazioni accompagnate da aria più fresca. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 8 maggio evidenzia un contesto alquanto instabile. Avremo annuvolamenti irregolari alternati a schiarite più ampie, ma con possibili precipitazioni a carattere sparso e alquanto sporadiche.
Temperature in calo, minime tra 12 e 14 gradi, massime invece sui 18-21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso qualche parentesi soleggiata, ma cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge sparse e qualche rovescio temporalesco. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo delle schiarite con tempo a tratti soleggiato. Nel pomeriggio invece maggiori rovesci. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.